Cari amici, benvenuti alla prima edizione della Marcia dello Scoppiettino di Prepotto. Il tempo non ci assiste, ma i duri sono qui, quelle centinaia di persone che stiamo vedendo arrivare sono qui per provare questi meravigliosi percorsi dei colli orientali del Friuli. Siamo nella terra dello Schioppettino, qui vuol dire ottimi vini tra i migliori, se non direi d'Italia senz'altro, ma addirittura del mondo, e presentare agli ospiti che saranno qui quest'oggi questo meraviglioso territorio. Passo la parola al sindaco di Prepotto, la nostra Maria Clara, che saluterà così gli ospiti che coraggiosamente hanno raggiunto Prepotto anche sotto la pioggia. Benvenuti a tutti a Prepotto, da parte mia, dell'amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza che con trepida attesa ha aspettato i podisti, che hanno avuto il coraggio di affrontare il tempo e devo dire con il sorriso sulle labbra e molto felici. Non possiamo non menzionare quello che era la manifestazione principe della giornata, che purtroppo per motivi tecnici, come ormai tutti sanno, la sicurezza per noi, la sicurezza degli atleti del mondo podistico è in prima posizione. Giuliano Gemmo. Ecco, niente, io dico grazie Gigi, che nonostante i problemi che hai trovato, lo stesso stai organizzando un'organizzazione che sicuro avrà un grande successo, perché gli atleti sono arrivati lo stesso, nonostante tutto sei riuscito a tenere viva l'interesse, grazie anche all'amministrazione, veramente all'amministrazione che ti ha supportato continuamente. Io credo che sicuramente sarà un'organizzazione piena di gloria. Mille violini suonati dal vento, tutti i colori dell'arcobaleno vanno a fermare la pioggia d'argento, ma piove, piove sul nostro amor. Ciao, ciao, bambina, un bacio ancora e poi per sempre io ti perderò come una fiaba. L'amore passa, c'era una volta, poi non c'è più. Cos'è che trema sul tuo visino? È pioggia o pianto? Dimmi cos'è. Vorrei trovare parole nuove, ma piove, piove sul nostro come una fiaba. L'amore passa, c'era una volta, poi non c'è più. Cos'è che trema sul tuo visino? È pioggia o pianto? Tu dimmi cos'è. Vorrei Morning, good morning. trovare parole nuove, ma piove, piove sul nostro amor. Ciao, ciao, bambina. La
pioggia certamente oggi non ci ha aiutati, ma il passaggio che ci offre questo territorio e i passaggi che ci offrono questo territorio sono veramente fantastici. Qui ci troviamo al secondo ristoro, al ristoro degli Alpini, e non poteva mancare di entrare in una famosa cantina di Prepotto, nella zona di Prepotto. Siamo a Ronxoreli e qui abbiamo il proprietario, il dottor Schiratti, che ci presenta brevemente la sua cantina. Velocissimamente, perché oggi è la giornata degli sportivi, per cui lasciamo spazio a loro. È un'azienda che ho rilevato nel 2008, stiamo lavorando per farla crescere. In questo momento abbiamo 42 ettari di vigneto e uno dei nostri principali prodotti è ovviamente lo schioppettino friulano, quindi puntiamo sui vini autoctoni. Grazie mille, questo dicevo i circa 400 atleti podisti che hanno deciso di partecipare comunque a questa prima edizione della marcia dello schioppettino, sperando che il seguito, ma soprattutto il tempo, sia più clemente per il futuro. Stanno arrivando ancora dei podisti che li invitiamo a passare, perché benvengono e grazie, speriamo che bravi, anzi coraggiosi, per la scelta di aver partecipato a questa marcia. Allora abbiamo il piacere di avere qui un gruppo di canadesi, ed sono in 21 che sono arrivati dal Canada per partecipare alla 7ª edizione della Maratona Città del Vino, e oggi hanno l'onore e il piacere di passare qui davanti in questa bellissima cantina Ronxoreli. E allora diamo a lei, che l'inglese lo mastica bene, alla nostra signorina Tania, che la intervisterà. Hello. Hi. Are you having fun? Awesome. Okay, where are you from? From Canada. Canada. From New Brunswick. Okay. How long? East Coast. Ok. Sono del Canada e la prima volta che vengono si stanno divertendo e trovano il percorso bellissimo. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorata, e adesso guardati, sei tutta bagnata. E piove, Madonna come piove, sulla tua testa e l'aria si rinfresca. E pioverà fin quando la terra non sarà di nuovo piena e poi si rasserena. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Senti le gocce che battono sul tetto, senti il rumore girandoti nel letto. Rinascerà, sta già nascendo ora. Senti che piove e il grano si matura e tu diventi grande e ti fai forte. E quelle foglie che ti sembravano morte ripopolano i rami un'altra volta. È la primavera che bussa alla tua porta. E piove, Madonna come piove, prima che il sole ritorni a farci festa. Senti come piove, senti le gocce battere sulla tua testa. E piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove. Siamo arrivati, è finita, è quasi finita, perché ci sono ancora degli atleti e dei podisti lungo il percorso. Sono un po' impantanati, devo dire, stanotte è piovuto, si voleva cambiare i percorsi, ma hanno detto no, quello che c'è deve rimanere, e allora i podisti hanno voluto raggiungere i migliori vigneti dei colli orientali del Friuli. Signor Sindaco, dica quello che ha sentito. Un grande successo, una cosa proprio entusiasmante. Arrivavano tutti bagnati, impantanati, ma contenti e pronti per la prossima edizione, sperando che ci sia il sole, di modo che possano poi continuare a vedere il castello di Albana, le nostre chiese medievali, tutti i nostri vigneti e le nostre colline che risplendono. Grazie tante, grazie. Beh, devo dire che chi ha fatto i 12 chilometri è passato prima nella cantina di Colli Poianis, poi all'interno della cantina di Ronxoreli, ha avuto un'immagine veramente eccezionale. Quello che avete visto, quello che vedrete nelle immagini sono eloquenti. Gemmo, che dire, il podismo a livello agonistico chiaramente è una cosa, e oggi pensa che questa mattina, l'abbiamo saputo, oltre un centinaio di atleti sono partiti da Butri a Prepotto, perché hanno voluto fare senza pettorale, hanno voluto fare comunque la maratona o la mezza maratona. Cosa significa questo? Significa innanzitutto che
meritavi questa riconoscenza da parte di quelli che conoscono la tua grande professionalità delle edizioni fin qui arrivati. Noi, se non sbaglio, quest'anno era la 7ª edizione, quindi sicuramente sarà da ripetere per il prossimo anno tale e quale, perché l'inconveniente che è successo è quello che è, però il fatto stesso che abbia avuto tanti partecipanti, soprattutto con quella gioia, con quella soddisfazione, ha detto bene il sindaco, quindi bravo e al prossimo anno, dai.